Oggi è la giornata mondiale dell'ambiente, ecco cosa sono le 3R per non morire di plastica. Ogni anno l'umanità ne produce circa 430 milioni di tonnellate, metà delle quali progettate per essere utilizzate una volta sola. La giornata indetta dall'ONU il 5 giugno è arrivata alla sua 50ª edizione. Agire subito per non morire soffocati dalla plastica. A questa emergenza è dedicata la giornata dell'ambiente che si celebra oggi in tutto il mondo con decine di migliaia di iniziative con uno slogan comune: elimina l'inquinamento della plastica, 3 parole d'ordine: riciclo, riuso e riduzione. Ricordiamo che la festa è stata indetta dall'ONU ogni anno il 5 giugno, è arrivata alla sua 50ª edizione. Ma noi dobbiamo capire che la responsabilità delle condizioni in cui si trova oggi il nostro ambiente naturale, il nostro pianeta e soprattutto i mari e gli oceani ricade appunto sui comportamenti sbagliati che noi poniamo in essere. Noi abbiamo uno slogan che è anche il titolo di un progetto di educazione ambientale di diversi anni fa, che dice: se butti male finisce in mare. Questo significa che quello che si trova purtroppo nei mari e nell'oceano, fondamentalmente e principalmente la plastica, non viene buttato direttamente a mare, ma arriva a mare attraverso i corsi d'acqua. Quindi si tratta di rifiuti che vengono abbandonati, vengono smaltiti male sulla terraferma e poi arrivano in mare. Occasioni come la giornata mondiale dell'ambiente devono servire appunto a farci riflettere su quelli che sono i comportamenti giusti da adottare per il bene del nostro pianeta, ma anche della nostra salute, perché noi non stiamo semplicemente avvelenando i nostri terreni, le nostre acque, il nostro mare, noi stiamo avvelenando anche la nostra vita, quindi ne va della nostra salute in tutti i sensi.